e questo penso che sia la cosa più... Ci avviciniamo al primo degli eventi, che sarà l'evento preview, la sera del 25 agosto, presso l'Esedra di Palazzo d'Arco, con i Flexus e un omaggio a Gaber. Siete tutti invitati, ovviamente, anche perché, di nuovo, come abbiamo fatto con gli Annacci in aprile, restituiamo un pezzo della nostra storia, della nostra cultura musicale. E poi, come è stato anticipato, il nostro festival dal 2 al 4 settembre con 2 eventi pomeridiani nel giardino di Casa Scalori, dove siamo tornati dall'anno scorso, è stata la nostra culla proprio originaria, e invece nelle 3 serate presso la Corte Il Gesuita agli Angeli 2 concerti e di nuovo un evento un po' più divertente, ironico, e avremo appunto Sarah J. Morris che interverrà con un concerto All You Need Is Love direttamente dall'Inghilterra. Ricordiamo che ha duettato con Riccardo Cocciante a Sanremo e che ha una voce meravigliosa. Avremo poi Marta e Gianluca, che sono una coppia di comici, sono marito e moglie anche nella vita, e su questo non dico niente, dovete solo venire per rendervi conto di cosa riescono a tirar fuori sul rapporto di coppia, e la gran serata finale con Nada, molto attesa, il lunedì 4 settembre. In questi 10 anni abbiamo ospitato tantissimi artisti, oltre 100 artisti, oltre 100 concerti che ci hanno portato gioia, felicità, tra i quali citiamo Tosca, Irene Grandi, Alberto Fortis, Eugenio Finardi, tantissimi comici. Abbiamo insomma una fidelizzazione di 250 soci che hanno capito il messaggio, visto che noi siamo non dilettanti ma amatoriali nel nobile senso della parola, cioè amano quello che fanno, perché la nostra associazione non è a scopo di lucro. Importante avere queste persone che lavorano in rete e che realizzano e propongono alla città e ai cittadini questi interessanti incontri di teatro, incontri di musica, incontri dove alla base c'è l'ironia, che credo sia molto importante saper utilizzare e apprezzare in questo momento, incontri, come veniva detto, appunto in sedi private, quindi zone che non verrebbero aperte, che non sarebbero accessibili, quindi è un grande regalo che fa questa associazione a questa città e a questi cittadini. Associazioni come queste vanno assolutamente sostenute. 10 anni dimostra anche la solidità delle loro proposte e dei loro intenti.